amico Vincenzo Abruzzese che ci presenterà la ricetta di oggi. Allora, andremo a preparare una fonduta di fave. Creeremo questa bella fonduta che serviremo con queste cozze che provengono da allevamenti di Sibari. La serviremo insieme a del pecorino crotonese che andremo a servire tutto insieme. Allora, partiamo con le fave. La cottura delle fave: un po' di scalogno, un goccio d'olio extravergine d'oliva, mettiamo le fave, bagniamo col brodo vegetale, un pizzico di sale e un po' di pepe nero, una fogliolina d'alloro e lasciamo cuocere lentamente. Nel frattempo apriamo le cozze, sempre un goccino d'olio extravergine, uno spicchiolino d'aglio, la facciamo aprire le cozze. Sono cozze di un allevamento di Sibari molto buone. Un goccino di vino bianco secco. Perfetto. È importante le cozze farle cuocere pochissimo. Altrimenti diventano dure e perdono tutta la loro morbidezza. Ok, a questo punto le sgusciamo. Intanto che le fave portiamo a cottura ultimata, ci prepariamo il crumble di pecorino crotonese. Un pecorino di media stagionatura che andremo a mettere in una padella antiaderente per fare questa croccantezza che ci serve nel piatto con le fave. Abbiamo ultimato la cottura, adesso andiamo a emulsionarle, a frullarle con un goccino d'olio e andremo a creare questa crema di fave che ci servirà come base per il piatto finale. Ad emulsione ultimata aggiungiamo un goccio di olio extravergine d'oliva, versiamo la fonduta di fave. Andiamo a posizionare al centro del piatto il nostro crumble di pecorino crotonese e le nostre cozze appena saltate. Sempre un goccino d'olio extravergine a crudo e 2 germogli di rapanello e il piatto è pronto. Oggi prepariamo un polipo scottato aromatizzato al rosmarino con vellutata di ceci, cipolla di tropea caramellata, pomodorini con vin e paprika dolce. Per la vellutata di ceci prendiamo uno spicchio d'aglio, lo schiacciamo, mettiamo un vino d'olio extravergine d'oliva, facciamo rosolare.
Eliminiamo l'aglio. E uniamo i nostri ceci. Saliamo e pepiamo. E uniamo un po' del nostro fumetto di pesce. Aggiungiamo un po' di rosmarino e facciamo cuocere per circa 10 minuti. I ceci sono stati precedentemente messi a mollo e cucinati. Facciamo il tempo di far insaporire. Dopodiché eliminiamo il rosmarino, altrimenti porterebbe un gusto amaro nella nostra vellutata di ceci. Andiamo a frullare il tutto. Uniamo un po' di olio extravergine d'oliva. Ottenuta la nostra vellutata, la lasciamo a caldo. Adesso prendiamo il nostro polipo che è stato precedentemente eviscerato, lavato e abbattuto a negativo, cioè a meno 18 gradi, per almeno 36-48 ore. Dopodiché viene cucinato a vapore per circa un'ora e dopo subito abbattuto in positivo, in questo caso a più 3-4 gradi. Adesso andiamo a ricavare i nostri tentacoli di polipo. Parte della testa, andiamo a condire il nostro polipo, un filo d'olio extravergine, del rosmarino, saliamo e pepiamo. Nella nostra padella antiaderente riscaldata non mettiamo niente, abbiamo messo tutti gli ingredienti all'interno del polipo e facciamo scottare entrambi i lati per qualche minuto, così rendiamo il nostro polipo croccante. Adesso andiamo a impiattare il nostro polipo. Iniziamo facendo un letto di vellutata di ceci. Mettiamo i nostri tentacoli, parte della testa. Continuiamo unendo i nostri pomodori con vin, precedentemente cotti a bassa temperatura con olio, scorza di limone, zucchero e sale per circa 2 ore. Uniamo la nostra cipolla caramellata, cipolla di tropea, paprika dolce calabrese, uniamo qualche germoglio di alfa, qualche goccia di ristretto di balsamico e per finire mettiamo delle foglie di rosmarino, le andiamo a bruciacchiare, così gli diamo una nota di affumicato e il nostro piatto è pronto. Giovanni, io girando un po' con questi format, no? Con queste trasmissioni, poi di solito mi trovo una volta in un ufficio, una volta in un'azienda, insomma sarebbe davvero difficile, no? Poter, come dire, cambiare abbigliamento sempre, però oggi ti dico una cosa, proprio per come hai parlato della tua azienda, per come mi hai fatto innamorare del modo di come hai fatto tanto sacrificio, te ne chiedo un altro.
uno piccolino. Non sono in tenuta forse Va bene. apposta per stare qui in quest'orto, però adesso mi insegni a raccogliere fave e piselli da questa tua terra, perché è una terra ricca di amore, soprattutto. Certo, prego. Allora, queste sono le fave. Bisogna vedere quelle che sono più dure, vedi? Queste sono dure e già è pronta da raccogliere. Si rompe, Ah, attenzione che non si rompe la pianta, la prendi con tutte e due le dita, così, la rompi, e spezzo. la spezzi. Tira su, tira su. Ok, ecco. Ecco, così, Ah, perfetto. ecco così. Bravo, bravissimo. Hai già imparato. Sì, una me la devo portare di là, la metto nella giacca, dopo la devo portare a zia Amelia. Certo. Ok, certo. quindi questa me la tengo da parte. Questi sono i piselli, vedi? Vuoi assaggiare? Questi sono tenerissimi. Veramente buoni. Andiamo da zia Amelia, così Ok. tutti i nostri prodotti li portiamo sulla tavola. Ok, 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 ok. La preparazione che andiamo a fare oggi è intanto un antipasto fatto con delle cozze. Dopo 20 anni un noto imprenditore della zona ha preferito mettere a punto le acque dei laghi di Sibari e cercare di far crescere un impianto nuovo per quanto riguarda i frutti di mare. Andiamo a farci un antipastino, una classica zuppa di cozze con dei crostini cotti al forno e con l'aggiunta di una cubettata di patate, macchiati tutte con pomodorino e basilico. Andiamo per prima cosa ad aprire, a sgusciare, a far aprire i frutti di mare, in questo caso le cozze. Pochi minuti. Intanto che le cozze vanno avanti, andiamo a tritare un po' di aglio. Eccolo qui, aggiungiamo una punta di peperoncino, dell'olio extravergine d'oliva e ora andiamo a fare imbiondire il tutto. Ecco che le cozze sono quasi pronte. Andiamo ad aggiungere 2 pomodorini, classico ciliegino, un po' di sale, una punta di pepe nero, andiamo a sgusciare direttamente eccole qui le cozze dolci allevate nei laghi di Sibari dopo tanti e tanti anni, e a breve ci daranno anche la vongola verace che è sempre esistita. Ora 2 minuti del vino bianco, diamo un po' di gusto e di freschezza con un po' di basilico, così a crudo, spezzettato a crudo. Fatto questa basettina con la cozza dolce di Sibari, adesso andiamo ad aggiungere un po' di datolata di patate di qualità Adria della Sila, della nostra Sila. Aspettiamo che si addensi un attimino. Ecco, ora andiamo ad impiattare, prendiamo qualche crostino di pane cotto al forno, tostato, va bene così, ecco qui. E andiamo a impiattare questa zuppetta, andiamo a guarnire e metteremo 1, 2 foglie di basilico e per ricordare il piatto
ancora di più, solo con l'aroma, con il profumo. Andiamo a posizionare dell'origano, non il gusto, ma solo per l'estetica il profumo. Eccolo qui. Il piatto di oggi è strascinati con gambero rosso di Mazzara del Vallo e vongole veraci. La ricetta prevede 200 g di gambero rosso di Mazzara del Vallo, 100 g di vongole veraci, pomodorino pacchino giallo, datterino rosso, prezzemolo e aglio. Prendiamo una padella, la mettiamo sul fuoco a fuoco alto, un po' d'olio d'oliva, uno spicchio d'aglio. Nel frattempo mettiamo a cucinare gli strascinati. Mettiamo il gambero rosso in padella. E aggiungiamo le vongole. Aggiungiamo 50 g di pomodorino rosso, 50 g di pomodorino giallo. Adesso sfumiamo con un po' di greco bianco, un po' di prezzemolo, un po' di pepe nero, dopo 5 minuti tiriamo fuori la pasta dall'acqua, la buttiamo in padella, saltiamo il tutto ed è pronto. Signori, buon appetito! Allora, prepariamo il nostro secondo con il tonno fresco di Pizzo Calabro, ok? Abbiamo già tagliato un bel trancio di tonno fresco su una crema di patate silane, ok? Patate fresche, novelle, si può vedere anche dalla pelle e quant'altro, e su questa crema quindi iniziamo a pulire, abbiamo già messo sul fuoco l'olio perché ci serve per friggere il tutto e l'acqua che sta già sobbollendo e la abbassiamo, ok? Allora andiamo a pelare le patate, questa qua si può fare soltanto così, visto che è novello, e se ne viene la pelle. E iniziamo con questa proprio, ok? Tagliamo una base e dopodiché continuiamo. Facciamo una data molto piccola così velocizziamo anche i tempi di cottura. Prendiamo le patate e le andiamo a buttare nell'acqua. Allora, nel frattempo che le patate bollono, andiamo a preparare il tonno. Il tonno, qui abbiamo il tonno fresco, lo aggiungiamo qui. Allora, passiamo nella farina. Mettiamo nell'uovo. Qui si può fare rosso d'uovo, si può fare il bianco d'uovo. Noi abbiamo fatto misto, diciamo, ok? Abbiamo preferito usare entrambe le parti dell'uovo, sia l'albume che il tuorlo. Mettiamo nella panura alle mandorle, facciamo una giratina così, in questo modo, andiamo ad adagiare le mandorle in modo tale che se ne prende, diciamo, della panatura. Noi ne serviamo 3 perché 5 sono belli abbondanti. Andiamo. Le patate sono quasi buone, sono quasi in cottura, sono quasi buone. Mettiamo le patate nella coppettina qua.
contenitore, aggiungiamo un po' di latte, mettiamo un po' di menduccio sempre all'interno, mettiamo un po' di formaggio all'interno e andiamo a frullare tutto. Siamo pronti per impiattare. Oggi prepariamo un carpaccio di ricciola marinata con asparagi di mare. Allora, sto preparando il carpaccio di ricciola tagliato molto fino. Mettiamo la vinaigrette con finocchietto, olio, limone, sale e pepe. A fianco mettiamo gli asparagi marinati di mare. Aggiungiamo un po' di olio extravergine d'oliva e il piatto è pronto. Allora, cominciamo con la preparazione degli spaghetti. Uno spaghetto con i piselli di amendolara. Cuoceremo una seppia a bassa temperatura in olio cottura e lo andremo a servire con dei pistilli di zafferano e del guanciale di suino nero calabrese. Allora, cominciamo con la cottura dei piselli, con un po' di scalogno, un goccino d'olio. E li facciamo andare piano piano con un po' di brodo vegetale. Una cottura delicata, i piselli sono estremamente teneri, questi di amendolara. Facciamo cuocere lentamente e aggiungiamo questi pistilli di zafferano naturali che vengono coltivati sempre qui in zona. Il pistillo naturale ne basta pochissimo, è un prodotto estremamente piacevole al profumo e al colore. Nel frattempo cominciamo a cuocere la pasta. Un po' di sale, una grattata sempre di pepe nero. Nel frattempo mettiamo a cuocere la seppia a bassa temperatura nel sacchetto sottovuoto in olio cottura. Cuocerà a 56 gradi di temperatura per 12 minuti. Nel frattempo mettiamo il guanciale in forno a diventare bello croccante. Saltiamo gli spaghetti. Un goccino d'olio a crudo. Ancora un po' di brodo. E andiamo a impiattare. Ok, qui abbiamo la seppia
che è già perfettamente cotta e morbidissima. Andiamo ad aprirla. Vai Marco. E cominciamo a impiattare il piatto. Chiamiamo con un po' di crema di piselli a livello decorativo sul piatto, ancora un filo d'olio a crudo, per ultimo il guanciale croccante. Vi do appuntamento alla prossima puntata e mi raccomando non dimenticate di mettere un bel mi piace alla pagina Facebook Fatti Food e alla pagina Instagram.